Primo Timoteo, capitolo 4. È falsa tuttora. O spirito parla chiaro, si dice che rinda all'ultimo tempo certo la saranno a fede, correranno a pressa e masta, che saranno capaci solo a ingannare e correranno a rete dottrine o demonia. Se la saranno a fatturare uomini fava zembruglioni, che tenen una coscienza loro segnata con un mirca a fuoco e malapelle. Che sta gente farà imparare che non si avranno sposare e non avranno mangiare certe cose. Dio invece ha creato tutto questo mangiare per tutti quelli che credono in essa e conoscono la verità, perché so mangiassero facendo preghiere per ringraziare il Signore. Perché tutto quello che è stato creato a Dio è sempre buono, nessuna cosa deve essere scartata. Ogni cosa deve essere accettata ringraziando sempre Dio, perché che la parola è Dio e che la preghiera santificheranno ogni cosa e faranno diventare buono innanzi a Dio. Se sarai capace di tutte queste istruzioni rinda fede, tu sarai un buono servo di Gesù Cristo. Mostrerai che ti sarai saziato buone tutte quelle parole della fede e tutte quelle dottrina buona che ti è stata imparata. Non sta a sentire tutte quelle storielle, che ne scemità che contrastano con la fede. Impara ogni giorno a volere bene a Dio, perché l'esercizio del corpo serve a poco. Vuole bene a Dio invece serve per tutte cose. Perché non solo ci assicura la vita in coppa a sta terra, ma ci promette pure che è la vita eterna che sta in paradiso. Questa è una parola certa e degna di essere accettata e creduta, perché noi faticammo e combattimmo perché avevamo messo tutta la speranza nostra in Dio vivo, che è il Salvatore di tutto l'uomo, specie e tutti quelli che credono in essa. Che essa tutte queste cose che ti raccomando e predicare. La condotta personale. Nessuno ha dato né poco alla parenza di te, perché sei troppo giovane ancora. Tu sforzi a essere un esempio per tutti quelli che credono. Rinda le parole, rinda la vita tua, rinda l'amore, rinda la fede, rinda la purezza. Zina a chi lo giorno che hai pensi è arrivato a te. Mettiti a leggere a tutta la gente la Bibbia. Mettiti a far imparare e a sponzionare tutta la gente. Non fa che rinda a sciauratezza chitoriale, che dita arata, e che tu hai avuto quando i profeti hanno parlato di capra a chiesa e hanno messo in mano a loro un coppa a capatoia. Sforzi di pensare con tutte queste cose e mettiti a faticare con costanza, perché tutto là ti apprezzassero tutte le cose buone che fai. Abbara a te e a tutto quello che stai facendo. Imparà e non ti dirà mai a rete, perché se ti comporterai così non solo salverai te stesso, ma salverai pure a tutti quelli che si andranno a parola tua.